Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro TG con questa notizia. Jesolo è pronta a diventare la città del Natale. L'amministrazione comunale ha presentato oggi il palinsesto di eventi che animeranno strade e piazze durante le prossime festività, a partire da venerdì 1 dicembre fino a domenica 7 gennaio e più oltre con lo Jesolo Sand Nativity che chiuderà le porte ai visitatori solamente la sera di domenica 4 febbraio. Il primo appuntamento ufficiale delle festività è fissato per sabato 2 dicembre, proprio con l'inaugurazione del celebre presepe di sabbia che aprirà le sue porte ai visitatori il giorno successivo e che quest'anno assume il titolo di Sulle orme di Francesco d'Assisi. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Ci spostiamo a Cavallino Treporti, che da oltre 60 anni è la porta d'Europa per la tipologia di vacanza all'aria aperta. Fondamentale quindi la comprensione delle lingue, in particolare quella tedesca, che incide almeno per l'80% degli ospiti che d'estate scelgono il territorio per trascorrere le proprie vacanze. Partendo proprio da questo presupposto, l'Istituto Comprensivo Manin di Cavallino Treporti ha concorso a un bando per accogliere un assistente di lingua straniera per l'anno scolastico in corso nell'ambito del programma di scambio promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, risultando unico comune vincitore per il Veneto. 12 ore settimanali di lezioni affiancate dalla docente di tedesco che fino a maggio seguirà i ragazzi in questa esperienza. Parliamo di salute e di sanità. 3 giorni dedicati alla salute mentale con presentazione di libri, concerti di cori e passeggiate aperte alla cittadinanza che giungeranno ai centri di salute mentale. Da venerdì a domenica tra Sandona di Piave e Porto Gruaro si svolgerà il primo festival della salute mentale, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell'ULSS 4 in collaborazione con AIT SAM. Lo scopo è avvicinare la popolazione a questa realtà e abbattere lo stigma nei confronti di chi soffre di disturbi mentali. Il programma completo nel nostro sito notizieplus.it. Passiamo al meteo. Le previsioni meteo di ARPAV indicano l'assenza di precipitazioni fino a domattina, ma nel corso del pomeriggio di domani, 9 novembre, si prevede graduale aumento della probabilità di precipitazioni a partire da ovest, con precipitazioni in prevalenza deboli che interesseranno gran parte della regione entro sera, salvo i territori più orientali dove potranno ancora risultare assenti. A fine giornata precipitazioni diffuse ovunque, anche moderate sui settori sud-occidentali della pianura e occidentali di Prealpi e Pedemontana. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.